Alla Gran Bretagna piace il Made in Italy, anche quello targato Padova e Treviso, dove i volumi di esportazioni sono raddoppiati negli ultimi 10 anni. Se lo scoccare della mezzanotte segna il divorzio politico del regno di Elisabetta II dall'Unione Europea, dopo 47 anni di vita comune, di fatto per cittadini e aziende per ora non cambierà nulla. Dal punto di vista doganale e degli scambi con il Regno Unito, nulla, nel senso che c'è un periodo transitorio fino alla fine di quest'anno entro il quale negoziare un accordo di libero scambio, quindi agli effetti pratici le aziende continueranno a esportare e importare merci dal Regno Unito come sempre, come è stato in questi ultimi anni. Il dado è tratto, insomma, ma il lavoro da fare è ancora lungo. C'è tempo fino al 31 dicembre o anche, tappa intermedia, fino al 30 giugno per capire se 11 mesi saranno sufficienti per trovare un accordo che regoli la libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci, o se saranno necessari 2 anni di un'ulteriore proroga. Una pagina di storia da scrivere su cui passano la vita di molti cittadini e anche di molte aziende. Agli inglesi piacciono i nostri vini, il prosecco, i liquori, i distillati. Agli inglesi interessano i nostri prodotti meccanici come i capi di abbigliamento. L'accordo dovrà dare certezze a cittadini e aziende. È interesse sia dell'Unione Europea sia del Regno Unito negoziare un accordo di libero scambio che eviti l'imposizione di dazi, perché gli interessi principali del Regno Unito sono in Europa in questo momento interessi commerciali e viceversa. Per noi il Regno Unito è il quarto mercato di destinazione. Nel 2018 abbiamo esportato come Padova e Treviso 1,5 miliardi di euro